Amici di Sportisili, buon pomeriggio dal vostro Marco Genduso, pronto per commentarvi la giornata numero 28. Siamo veramente agli sgoccioli di questo campionato di eccellenza. Girone A che vede scendere in campo Don Carlo Misilmeri e super giovane Castelbuono. La stagione, questo sicuramente il suo pensiero. Inizia anche il match con il primo tocco dunque del super giovane Castelbuono con Orosco che lascia lì a Prestiani. Nulla, come si sta in anticipo, Prestiani guarda la porta, cerca il tiro! E Zummo, ecco che mette i guantoni la Vardera. Poi palla nuovamente dal 9, poi Zummo sbaglia un rinvio, non è da lui, errore. Poi Prestiani, dove la mette? Dove non può mai arrivare Zummo, nemmeno si tuffa. E del gol dello 0-1 l'ha sbloccata la super giovane Castelbuono. Effettivamente l'avevamo detto, aveva impattato meglio la partita. La libera Sanna Sardo, palla a destra, Longo guarda la porta, rientra sul sinistro, può calciare, Longo calcia adesso! E poi sfiora veramente un super gol, prende la traversa esterna, quindi quella che sopra la traversa vera e propria. Ma questa è una gran bella giocata di Longo, che intanto Mendia crossa dentro, palla che passa, la Vardera di testa e Zummo riesce a bloccarla senza troppi problemi. Il numero 8. Verticalizzazione, questa è giusta per Ronde che attacca la porta ed è 0-2, tutto regolare. Questa volta la verticalizzazione di Gomez è perfetta e arriva anche il raddoppio con Gilles Ronde contro mister Amoroso. Tanto calcio di punizione, Romano va in mezzo, deviazione di testa e poi la palla rimane lì, Campodonico ancora, Gueye e la palla termina fuori. Ma cosa abbiamo visto? Un flipper all'interno dell'area di rigore con il Don Carlo Misilmeri che è andata veramente vicinissima, più che mai, a riagguantare la partita. È veloce, scappa sulla sinistra Pellegrino che riceve il pallone adesso, traversone dentro Manfred, palla che rimane lì ed arriva il gol da parte di Sanna Sardo che non sbaglia, anzi da parte di Longo, chiedo scusa, che non sbaglia sotto porta e fa il gol dell'1-2. Allarga ancora verso Pellegrino che può crossare come prima, vediamolo, fa adesso cross di basso, vai centro Manfred, la tocca con l'esterno, torna al gol, però la bandierina è alzata. Dunque gol annullato, però Manfred ha fatto un movimento perfetto da attaccante vero alle 3. Gueye, si cercano tanto i due, Pellegrino ancora chiude, mette dentro e poi Campodonico blocca, si accartoccia come Gueye ancora in tentata di rigore. Gueye mette dentro il mezzo per il controllo e l'attacco, Romano, deviazione, no, non la tocca Manfred, ma qui tanta sfortuna. E la tenacia di Sanna Sardo ad avere la meglio. Pellegrino guarda la porta, potrebbe anche calciare Pellegrino e trova il jolly da fuori come sempre, fa 2-2, la ripresa Don Carlo Misilmeri. Lotta con il fisico alla meglio Salvatore, straripanza fisica, poi calciala fuori Zummo, che parata, ma che tiro anche di Salvatore che si mette anche la maglietta in faccia. Sata che arriva, poi Marrone respinge bene qui il Don Carlo Misilmeri, poi c'è il contropiedi con Longo che è veloce, Longo apre verso Manfred col tacco, Manfred ancora, Longo, poi la toccano, Manfred può arrivare, la mette dentro per Gueye e la sbaglia Gueye in testa. Sare è inserito da Marrone, cross dentro sul secondo palo e poi la sbagliata clamorosamente Costantino, quasi un gol praticamente perché ha toccato l'esterno della rete. Cernia che allontana, poi Billetta mette giù bel dribbling, Billetta e Zummo respinge bene, poi traversano ancora di Prestiani, va Pellegrino, decisamente da dimenticare, e poi va bene così perché finisce il match 1 punto l'1 per Don Carlo Misilmeri e super giovane Castelbuono, una partita bellissima che termina con il risultato di 2-2.